Buonasera e benvenuti a questa interessante conferenza che ci riporta al Medioevo. E sappiamo che l'anno prossimo, fra l'altro, è l'anno internazionale o forse nazionale del Medioevo, per cui abbiamo anche in programma di fare una serie di conferenze che investigheranno e forse riusciremo di nuovo a coinvolgere la nostra conferenziera o relatrice di oggi, che è la dottoressa Gaia Leandri, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Architettura e Design della Università di Genova. In realtà questa conferenza doveva essere tenuta anche dalla collega accademica Maria Linda Falcidieno, la quale però, come pare molti genovesi o liguri in questo periodo, è indisposta e proprio non è potuta venire. Però ci ha detto che in ogni caso sarebbe stata Gaia Leandri, da cui do il benvenuto in questa nostra antica accademia, dove però ci sono anche, c'è posto molto per i giovani, sono molto benvenuti i giovani, è Leandri che ha approfondito questo argomento delle logge medievali, patrimonio genovese, di cosa sono state, che funzioni avevano e di che destino hanno avuto, spesso di obliterazione, e di cosa si può fare e si sta facendo e si è già fatto per il loro recupero. Gaia Leandri, fra l'altro, ha pubblicato un libro nei nostri studi, nella nostra collana di studi e ricerche, che si chiama Architectural Imagery, che forse è più di carattere più teorico, no? Per cui è chiaro che anche le logge sono parte in qualche modo della architectural imagery, no? Bene, sono contento di vedere anche un pubblico numeroso, nonostante la giornata poco favorevole. Dunque, allora benvenuti a tutti, e adesso facciamo questo viaggio in quelle belle cose che sono le logge medievali, che vediamo sempre quando ci aggiriamo nei nostri vicoli. E lei è genovese? Bene, un altro merito. Allora, buona conferenza a tutti. Grazie, mi sentite bene? Sì, funziona. Intanto ringrazio per l'introduzione e ringrazio l'Accademia per avermi dato questo spazio per raccontarvi un po' della mia ricerca che è ancora in corso. Vi porto i saluti della professoressa Falcidieno, che appunto, come abbiamo accennato, purtroppo è caduta vittima dei malanni di stagione. Ma proprio con lei ho ripreso in mano quello che era il mio lavoro di tesi di laurea. Quindi io ho iniziato a studiare le logge, confesso, un po' per caso, perché sono sì genovese di nascita, in realtà da babbo toscano, mamma piemontese, Genova l'ho esplorata sempre molto poco. Si andava spesso fuori Liguria. E ho iniziato a esplorare le logge proprio su suggerimento della mia relatrice all'epoca della tesi, e ho scoperto un mondo che in realtà è presentissimo. Insomma, si parla di logge medievali, ma si parla di presente, perché è quello che vediamo e che viviamo ancora molto spesso nel centro storico. Quindi la ricerca è iniziata una decina d'anni fa ormai, sì, perché si parla già di 10 anni, e continua. Vi racconterò alla fine come sta continuando. Allora, faccio una piccola premessa, una piccola introduzione sulla parte proprio linguistica, che forse è la parte un po' più noiosa, però a me piace sempre ricordarla, perché è una delle tante, come posso dire, dei tanti aspetti da cui si evince l'originalità di queste strutture genovesi. Allora, le logge non c'erano solo a Genova, ovviamente, era un tipo di struttura architettonica che era presente in tutto il nord e centro Italia, il centro della penisola italica. Ma a Genova, ad oggi, abbiamo un grandissimo numero di logge ancora visibili. È la città d'Italia in cui sono visibili più logge, ancora di epoca medievale. Il termine loggia in realtà non arriva dal latino. Spesso si può pensare che sia così, ma non è così, ed è un po' un ibrido.
sia nel nome che nella struttura che viene rappresentata da questo nome, è un po' particolare perché in epoca romana troviamo il portico, il porticus, che era appunto parte di un edificio, una parte tipicamente al piano strada, aperta, almeno da un lato, e solitamente affacciava all'interno della casa, no? Dava su un cortile interno. La loggia, la parola loggia in realtà deriva dal francese antico, dalla parola laube, ed era un termine che veniva utilizzato per indicare una struttura inizialmente in legno che era indipendente rispetto a un edificio, quindi era un edificetto a sé stante che veniva coperto con fronde, con foglie, insomma in modo provvisorio, e veniva utilizzato per riunioni di tipo politico-amministrativo. Quindi non era parte di un edificio e aveva scopo pubblico, di utilizzo pubblico. Veniva utilizzato appunto dai Carolingi e compare nel nord Italia a partire dall'undicesimo secolo. Quindi il tipo di struttura e parola viene mediata in realtà non tanto dall'epoca romana quanto dal nord Europa. A Genova, vedremo, è un ibrido questa struttura, nel senso che noi non abbiamo una struttura a sé stante, abbiamo una struttura che è parte degli edifici, è al piano terra degli edifici, come era il Porticus romano, ma è parte addirittura di una struttura privata che affaccia sulla strada, quindi non affacciava all'interno della casa. Io qui vi ho messo alcuni esempi di rappresentazioni di portici e di logge, nel senso che questi erano parte di edifici pubblici, quindi avevano scopo appunto per riunioni di tipo amministrativo politico, Palazzo di Teodorico a Ravenna. E questi erano invece come dovevano apparire. Questo è un disegno che ho realizzato io sulla base di ricostruzioni fatte dal Poleggi. Questo è come doveva apparire un palazzo nobiliare genovese col suo bel porticato, con le sue logge, anzi, al piano terra. Quindi struttura aperta sul piano strada che affacciava verso l'esterno, formata dai tipici elementi di un porticato, quindi archi, colonne, capitelli, che vedremo potevano avere diversi materiali e diverse forme. Potevano essere a un fornice, a più fornici, angolari o in linea. Si adattavano ovviamente a quella che era la struttura del palazzo, perché erano vera e propria parte del palazzo, diciamo il basamento del palazzo. E sopra si sviluppavano gli altri piani, mezzanini, piani nobiliari, eccetera. E dobbiamo immaginare una Genova molto diversa da come doveva essere adesso. Vi farò vedere più avanti di quante logge stiamo parlando, e se immaginiamo che una volta erano tutte aperte, nascevano proprio così, immaginiamo proprio, insomma, il piano strada era, la percezione del piano strada doveva essere completamente diverso. Ora siamo abituati ai vicoli molto stretti, no? Tra un edificio e l'altro. All'epoca invece c'era questo sfondato visivo a livello proprio del basamento. Partiamo dalle parti un po' più tecniche, tanto per inquadrare come sono fatte queste logge, anzi come erano e come sono fatte. Inizialmente erano in legno, no? Se pensate ai portici di Bologna, siamo un po' sulla falsariga di quel genere lì. Queste, le immagini che vedete in alto, sono proprio i portici di Bologna. Il legno in realtà a Genova è stato utilizzato pochissimo, per pochissimo tempo, per vari motivi. Ora qui sui materiali sarebbe bello aprire un capitolo a parte, perché c'è tanto da dire. Vi accenno soltanto al fatto che rispetto alle altre città d'Italia Genova è stata una delle prime a dotarsi di tutte le strutture in pietra e mattone. Per varie motivazioni. Intanto perché il legname serviva per la prima industria genovese, che era ovviamente quella navale, e quindi serviva per fare soldi, quindi subito il legno all'industria navale. Poi per un motivo molto, come posso dire, molto concreto, che era quello del dove reperire questo legname, nel senso che i boschi erano, non sempre erano di utilizzo pubblico, spesso facevano parte di quella che era stata prima una nobiltà di tipo fondiaria, quindi avevano degli appezzamenti di terreno. I boschi erano di utilizzo privato in realtà, e a un certo punto il comune ha dovuto regolare il disboscamento. Quindi difficile reperibilità del legname e il problema degli incendi. Ovviamente più legname era utilizzato per le costruzioni, più era facile che l'incendio dilagasse.
Quindi ben presto, proprio da obbligo comunale, vengono sostituite tutte le strutture in legno con strutture in pietra e mattone. Operazione non difficile a Genova perché proprio per le caratteristiche geomorfologiche del suolo ligure la pietra c'era in gran disponibilità. Basti pensare al largo utilizzo di pietra di promontorio. Noi siamo abituati a questa, è un po' la nostra pietra, no? La pietra grigio-nera di cui sono fatti praticamente tutti i primi piani, i basamenti dei palazzi nel centro storico e che veniva estratta proprio nella zona della Lanterna. C'erano più cave e c'era un'estrazione molto molto attiva in quella zona. Avevamo anche diverse parti diverse estrazioni di diversi tipi di marmi, più sulla parte del Levante, e anche la produzione dei mattoni era in realtà nostrana. Nella parte più a ponente, nella zona di Savona, dove avevamo possibilità di estrarre l'argilla, quindi direttamente lì in loco veniva estratta e lavorata per poi essere trasportata a Genova via terra. Quindi dicevamo il mattone veniva usato in realtà raramente per le logge, se ne trovano ancora pochissime con il mattone. Qua vi ho riportato un esempio che si trova vicino a Piazza San Matteo, in salita dell'Arcivescovato. Era una loggia, tra l'altro è veramente enorme, ha una luce amplissima, era una loggia dei Doria. Spesso le logge in mattone erano loggiati di, diciamo, categoria B, quindi venivano usati per i fondaci, per le merci. Mentre le logge più belle, le logge di rappresentanza, vedete, erano molto spesso in pietra di promontorio o nella tipica dicromia bianco-nera, che sempre era pietra di promontorio. L'ardesia veniva utilizzata pochissimo per scopi costruttivi, era quasi più spesso usata invece per scopi decorativi, proprio per la natura della pietra meno resistente. E il marmo di Carrara. Anche qui ci sarebbe da aprire un bel capitolo. A Genova approdavano i marmi che arrivavano via mare, proprio dal luogo di estrazione dove venivano inizialmente sbozzati e poi finivano di essere lavorati a Genova. Qui dico si apre un altro capitolo perché proprio per questo monopolio di un commercio marittimo di materiali pesanti ma pregiati che arrivavano da altre parti d'Italia, a Genova si attestano i nostri magistri antelami, per cui tutta una parte scultorea e architettonica molto importante che prende vita proprio a Genova per motivi banalmente commerciali, ma che Genova sa sfruttare molto bene, ovviamente. Di diversi materiali erano fatte quindi sia gli archi che ovviamente poi i capitelli e le colonne. Se ne trovano un po' di tutti i tipi, più arcaici e un pochino più recenti, e a seconda anche del censo e delle possibilità della famiglia, ovviamente. Si trova dalla semplice mensola insomma, che faceva da raccordo tra la colonna e l'arco, motivi più come posso dire, prettamente medievali, quindi semplicemente sbozzati questi capitelli. Quello che vedete con l'aquilotto è un capitello dei Doria, quindi lo stemma della famiglia, oppure quelli che vedete nella colonna nella riga in basso, sono capitelli in marmo, sono capitelli e colonne di riuso romani. All'epoca era molto comune riutilizzare materiali antichi, intanto perché ce n'era una grande disponibilità, perché era comodo, erano già finemente decorati, quindi serviva a fare meno lavoro, ma a volte, anzi spesso, erano usati anche per attestare delle pretese discendenze che insomma non sempre c'erano, ma insomma un collegamento con l'antichità romana sicuramente alla nobiltà genovese faceva sempre piacere da mostrare in pubblico. E poi questi che personalmente sono i miei preferiti, che sono proprio il capitello medievale, quindi qui c'è tutta la simbologia dell'animale medievale. Questi sono giù da Piazzetta Luxoro, dei leoni che si mordono la coda. Io qua non mi addentro nel significato simbolico perché è tutto un altro mondo incredibile, però vedete poi quelli purtroppo scalpellati, anche quelli erano dei leoni e vedremo poi perché sono stati scalpellati. Dunque, questo era l'accenno un pochino più tecnico, proprio a grandi linee. Quello che a me ha sempre affascinato molto è capire il perché di questi spazi.
Soprattutto penso per noi oggi sia molto strano pensare a uno spazio privato ma aperto completamente sulla città, peraltro al piano strada, quindi dove tutti passano. E quante ce n'erano e che funzione avevano tutte queste logge? Ovviamente l'architettura è costruita dall'uomo per l'uomo, quindi giustamente queste architetture che poi hanno formato veramente la forma fisica della città, altro non erano che il riflesso di una società, no? Delle società che l'hanno costruita e che nel succedersi dei secoli si sono trovati a doverla abitare. Io qua ho fatto un excursus molto veloce, non mi addentro nella parte, diciamo, della politica genovese perché è molto complessa e in realtà non mi compete particolarmente, ma ovviamente è una parte che io ho dovuto affrontare per capire il perché dell'evoluzione di questi spazi e il perché Genova urbanisticamente si è formata così e altre città della penisola italica no. Come mai noi abbiamo avuto questa originalità negli spazi? Premessa. Guardate brevemente quante forme di governo, quanto diverse tra di loro, si sono succedute nell'arco in realtà di pochi decenni l'una dall'altra. La compagna comunis, l'istituzione di otto compagne, i podestà stranieri, i priori con i consoli, ovviamente poi ciascun capo del comune, diciamo, si portava dietro diversi organi che ogni volta cambiavano. I podestà genovesi, il capitano del popolo con i 32 anziani, i podestà con gli 8 consiglieri nobili, i consoli, guardate quanti pochi anni passano tra un tipo di governo e l'altro. L'abate del popolo, poi i dogi, la composizione degli alberghi e finalmente Andrea Doria che rimette mano alla Repubblica di Genova. Ma questo è solo per farvi capire cosa succede alla politica genovese tra il 1099 e metà del 500. Di tutto succede, perché è chiaro che se io non ho un capo del comune, no? Una figura stabile, un tipo di governo stabile, si riflette anche nel non avere veramente un palazzo. Se pensate a Palazzo Ducale, è molto recente rispetto ad altri palazzi del governo di altre città. Infatti, guardate, nelle scritte arancioni io ho evidenziato dove si riunivano questi organi del governo. Alla fine del 1100 porticati di sedi religiose e palazzi, poi di nuovo porticati di sedi religiosi, porticati dei palazzi, palazzo del comune alla Ripa, che dura pochissimo, porticati dei palazzi intorno a San Lorenzo, porticati dei palazzi intorno a San Lorenzo, porticati intorno a San Lorenzo e poi finalmente a partire del 1338-39 si ha l'accorpamento di Palazzo Ducale, perché insomma il Doge doveva avere il suo posto ufficiale. Però guardate quanto tempo ci vuole, stiamo parlando di 3 secoli. Allora, questo perché la società genovese era molto particolare. Io qua ho riportato una citazione che mi piace insomma, per raccontare proprio il carattere genovese di Poleggi. I caratteri particolari della mentalità genovese, fondata su un accentuato individualismo teso ad ogni iniziativa interessata, ma anche radice di odi persistenti, è destinata per questo ad impedirne il radicamento di forme durature di organizzazione collettiva. Questo accadeva nella società e accadeva di riflesso nell'urbanistica cittadina, nella vista dei suoi palazzi. A Genova avevamo tantissime famiglie nobiliari, un po' arricchitesi per i commerci, un po' erano proprio le famiglie antiche nobiliari della città. Ne abbiamo nel Liber Nobilitatis alla fine del Cinquecento compaiono oltre 600 cognomi che poi vengono sì raggruppate negli alberghi, ma sono comunque famiglie che nei secoli hanno le loro pretese, costruiscono i loro palazzi, cercano, no, di scavalcare l'altra famiglia nel prendere il potere. 600 famiglie in una città sono tante. Vi dicevo, questo si riflette in un'organizzazione urbanistica. Se guardate
la parte in arancione, non posso indicarvelo, la parte in arancione lungo la ripa, no? Tutta la parte del porto, e ovviamente il pezzettino di Palazzo Ducale, quella era sotto la giurisdizione del comune di Genova, nel senso che quale forma di governo ci fosse, lì il governo poteva agire direttamente. I palazzi e il suolo di quelle zone erano del comune di Genova. Tutto il resto, e per tutto il resto intendo, oltre alla parte che vedete fucsia, violetta, anche la parte grigia, erano di proprietà privata. Si parla dei palazzi, ma anche del suolo. Quindi è chiaro che tutta Genova era gestita dalle famiglie, era praticamente tutta di gestione autonoma privata, con ovviamente conseguenti scontri, litigi, insomma non era semplicissimo, era come avere tanti vicini di casa. E questo ovviamente tagliava molto le gambe anche al comune, che poteva intervenire fino a un certo punto, non era proprio facilissimo. In questo senso bisogna distinguere, io a volte quando parlo di loggia mi si dice ah ma i porticati della ripa. No, nel senso che, o meglio sì, ma no, bisogna distinguere le due funzioni perché le due funzioni e anche la morfologia poi della loro architettura, del loro utilizzo e del loro sviluppo futuro è dipeso dal fatto che abbiamo visto la ripa fosse gestita dal comune, quindi queste erano logge di tipo pubblico. Di sotto poteva passare chiunque, arrivavano le merci, era il punto in cui il comune riscuoteva le gabelle, e il punto in cui i nobili, no, le varie famiglie che avevano i loro vari commerci, si facevano arrivare le merci, pagavano la gabella al comune e da lì, per via terrena a Genova, venivano portati nei vari fondaci delle varie consorterie delle diverse famiglie. Quindi queste sono le logge pubbliche, che avevano un loro regolamento, ossia anche a livello architettonico, quindi era stata istituita un'altezza massima, era stato istituito come fare le colonne, come fare gli archi, il materiale da utilizzare, tutto su ordine del comune. Quello di cui mi sono occupata io sono invece logge di tipo privato. Quindi, qua vi ho messo alcuni esempi, erano logge che facevano parte di palazzi privati, pur essendo logge aperte sul piano strada. Questo è difficile da pensare per noi, ma a volte non era chiarissimo neanche ai contemporanei, e vedremo poi come mai. Tanto che avevano, gli stessi abitanti avevano dovuto trovare alcuni escamotage, diciamo, per rendere chiaro il fatto che quel pezzo pur aperto, quel pezzo di città, diciamo, era loro e non era possibile entrarci quando volevamo noi. Ad esempio con gli scalini. Ora non si vedono quasi più, si vedono ad esempio con queste riaperte in piazza San Matteo, c'erano, quasi tutte avevano degli scalini per entrare. Avevano dei paramuri. Tutte queste notizie noi le abbiamo da fonti dirette, dai cartolari dell'epoca che descrivono le proprietà molto spesso in caso di contenzioso e di litigi appunto fra vicini. Dei paramuri che sono dei muretti molto bassi e avevano delle cancellate che venivano chiuse durante la notte. Nonostante questo, vi dicevo, erano molte le lamentele perché spesso si ritrovavano, venivano descritti come giovani facinorosi, ragazzi che urlavano, magari un po' alticci, si infilavano di notte sotto le logge a litigare, ogni tanto scappava anche qualche morto. Insomma, erano spazi sicuramente un po' problematici già all'epoca. Dicevamo, le logge sono tantissime. Questo è uno dei progetti con cui sto continuando appunto la ricerca al Dipartimento Architettura e Design e in collaborazione con la Fondazione Franzoniana. Il tutto è iniziato con la mappatura, con l'aggiornamento della mappatura delle logge. Nei soli sestieri del Mole della Maddalena abbiamo oltre 154 logge. Dove io dico 154 logge, intendo dire che è leggibile la presenza di una loggia, quindi può essere una parte dell'arco, il capitello,
gli archetti pensili sopra. Manca tutto un sestiere, quindi è ragionevole pensare che supereremo le oltre 200 logge, che oggi vediamo, e tante non ce ne sono più, quindi immaginate quante dovevano essere all'epoca. Dicevamo, le logge, quando non c'era il Palazzo Ducale, servivano anche per le riunioni politiche. Quindi ovviamente se le contendevano i vari nobili, perché dava molto lustro dire nella mia loggia si sono riuniti il podestà e i consoli, no? Quindi dava ovviamente un attestato di lustro alla famiglia il fatto di poter ospitare le riunioni politiche. Questa è un'immagine tratta dagli annali del Caffaro in cui si vede appunto il podestà con i consoli riuniti sotto una loggia. Il Palazzo Ducale nasce proprio, il nucleo antico medievale di Palazzo Ducale nasce da una loggia, perché questa è una ricostruzione fatta dal Grosso negli anni 30, scusate, quando avviene proprio il recupero delle arcate su via Tommaso Reggio, e si è individuato qui il primo nucleo di Palazzo Ducale, che era quindi un palazzo privato di Alberto Fieschi, che tanto all'epoca era stato esiliato, quindi il comune ci aveva messo poco ad acquisire gli spazi del povero Fieschi, che aveva, come tutti gli altri palazzi nobiliari, un palazzo con la loggia al pian terreno e la torre. La torre era un altro elemento che ricorreva nella consorteria e che oggi è la nostra Grimaldina, no? Diventa subito la torre del comune. Palazzo Ducale, quindi inizialmente il cuore erano le logge del Fieschi, perché? Perché nelle logge delle case accanto alla cattedrale erano i luoghi in cui più spesso si facevano le riunioni politiche. Proprio perché poi c'era la piazza della cattedrale che insomma permetteva gli annunci alla popolazione, riunioni più ampie, eccetera. Quindi più spesso avviene lì negli ultimi anni e si decide alla fine di fermarsi lì. Che guardate, per l'epoca era in realtà una scelta un po' particolare perché non era al centro della città e non era sul mare. Inizialmente si pensava, ma insomma, il comune di Genova deve stare sul mare, no? Dove ora è Palazzo San Giorgio. In realtà il Palazzo Ducale all'epoca confinava proprio con le mura, quindi era al limitare della città. Si attesta lì perché lì c'erano le logge dove si riunivano i consoli. E quando Palazzo Ducale viene ingrandito, tutto il piano di base, ora non si vede più niente, ovviamente è stato rifatto più volte, era tutto loggiato, era tutto aperto con le logge. Questi sono ancora gli arconi che potete vedere in via Tommaso Reggio, che sono stati appunto riaperti dal Grosso nel 33, mi pare. Quindi logge per le riunioni politiche, e qui torniamo al vecchio concetto della laube carolingia, ma il Giustiniani nei suoi annali ci dice: tutte le famiglie hanno una stanza pubblica nominata loggia, dove si riducono di giorno e di notte per vari usi. E anche qui sappiamo dagli atti notarili dei cartolari e dalle commesse che venivano fatte che veramente era una stanza per qualsiasi uso. Ad esempio sono stati trovati delle note di spesa per un falegname che doveva ripristinare degli sgabelli per le donne che si sedevano a giocare sotto la loggia, per dei tavoli dove dovevano mangiare, quindi sappiamo che si facevano sicuramente i pranzi, si facevano cerimonie, si potevano fare matrimoni, ad esempio erano stati fatte delle nozze particolari in Piazza Banchi sotto le logge. Si facevano anche i funerali, le veglie funebri avvenivano proprio sotto la loggia. Ma insomma nell'uso quotidiano, visto che poi la casa medievale era molto spoglia, non veniva usata particolarmente al suo interno, le famiglie si riunivano sotto la loggia in una sorta di public display, potremmo dire, no? Proprio per farsi vedere anche dal pubblico. Tanto che tanti passanti dell'epoca, tanti viaggiatori dell'epoca descrivono la bellezza delle donne genovesi, che ovviamente si mettevano tutte imbellettate con l'abito migliore a farsi vedere proprio sotto le logge.
Le logge venivano anche utilizzate a volte per i commerci. Era piuttosto raro, in questo caso si affittavano, quindi il proprietario del palazzo poteva dare in uso, concedere in uso la loggia a dei commercianti che lo chiedessero ovviamente dietro pagamento. Alcune logge furono usate così spesso da alcuni commercianti da prendere proprio il nome, come ad esempio la loggia dei Pisani, giù da Piazzetta San Giorgio, era stata data in uso per lunghi anni proprio ai commercianti pisani. Vi volevo leggere qua una lettera per farvi capire quanto fosse anche una peculiarità genovese che in un certo senso stupiva i visitatori e i viaggiatori. Enea Silvio Piccolomini nel 1432 attraversa Genova, allora era ancora trentenne e era ancora in attesa dell'ordinazione cardinalizia, viaggia verso Basilea e scrive una lettera all'amico Petrucci. Ve la leggo. Ecco. Dinanzi alle logge dove stanno donne nobilissime potresti anche vedere tendere lacci in cui incappano coloro che rimangono troppo estasiati di fronte alla loro bellezza. Così che accade che ci cadono quelli che per ammirarle si dimenticano dei lacci. C'è tuttavia da parte delle donne la gentilezza di svelare l'insidia al forestiero. Anch'io, mentre stavo per cadere in quel tranello, avvertito da una gentildonna a badare più alla strada che alla loro bellezza, evitai il pericolo in cui sarei caduto se non fossi stato avvertito. Ma poco dopo, essendovi caduto un genovese, le vidi tutte ridere e quasi fuori di senno congratularsi tra di loro per piacere. Così accade per tutta la città, ma non vi cadono in molti. Infatti i forestieri vengono avvertiti, mentre i cittadini, consapevoli dell'inganno, avanzano cautamente. Quindi insomma erano anche utilizzate proprio a scopo di gioco, no? Ci racconta che tanto la strada era piccola, lo consentiva, venivano tesi questi lacci per far inciampare i foresti. Qui vi ho messo, non potendo portarvi a vedere le logge, anche insomma il tempo non è dei migliori, ho messo un po' una carrellata di logge che sono ancora visibili, anche per farvi capire quante ce ne sono, basta veramente alzare lo sguardo quando si va nei vicoli e come sono conservate, alcune meglio, alcune insomma. Questa sulla sinistra è quella che vi dicevo che era denominata la Loggia dei Pisani. E vedete che quasi, se ci fate caso, tante hanno, vedete l'imposta della colonna, della base della colonna è rialzata rispetto al piano strada, proprio perché erano rialzate con questi gradini. Queste sono altre logge. E qui ovviamente sono facilmente identificabili, nel senso che vediamo tutti gli elementi, no? L'arco, le colonne, insomma le imposte dell'arco e gli archetti pensili che insomma demarcavano la fascia del primo piano e servivano anche per aggiungere un pochettino di spazio al solaio del primo piano. Sono maggiori i casi in cui invece si vede solo una parte, cioè la colonna affogata nella muratura e l'imposta dell'arco. Questi erano altri due archi in mattone. Alcune logge fortunatamente sono tornate a vivere con il commercio e si trovano negozi al loro interno. Vedete, la maggior parte sono in pietra di promontorio con colonne di reimpiego in marmo. Questa è in Via dei Giustiniani, questa è quella in Piazzetta Luxor. Purtroppo la maggior parte delle logge è in stato un po' fatiscente, ma questo è un problema insomma dei vicoli e del fatto che appunto difficilmente anche sono restaurabili. Questa è una loggia, ve ne parlerò tra poco, di Vico della Neve, che in pochi conoscono, in realtà è una loggia grandissima, ci si passa giustamente poco però in Vico della Neve. Io avevo fatto all'inizio della ricerca e stiamo portando avanti un lavoro di restauro visivo, diciamo, quindi no, la riapertura delle logge attraverso le immagini. E guardate come doveva cambiare la percezione dello spazio. La loggia quindi
quante logge c'erano? Tante, tutte le famiglie si dotavano di loggia e la loggia principale era quella della Domus Magna, no? La Domus Magna era la casa della figura principale della famiglia, della consorteria. Brevemente, la consorteria era l'unione di più famiglie, non solo attraverso matrimoni, ma prettamente per scopi economici. Quando più famiglie si univano sotto un cognomen, era obbligatorio che prendessero appunto il cognome della famiglia principale, condividessero i beni economici, ma condividessero anche, come posso dire, lo spaccato urbanistico. Quindi se una consorteria era attestata in una parte della città e ci si voleva affiliare a quella consorteria, ci si trasferiva in quella parte della città, ok? E questo proprio ha formato la città stessa, perché è chiaro che trovavamo gli affiliati ad una consorteria nello stesso ambito, nella stessa zona. La chiesa gentilizia, che era, anche per questo abbiamo tante chiese nel centro storico, no? Erano le chiese di famiglia delle consorterie. Gli archivolti, se ora ci sembrano stretti e bui i vicoli, all'epoca doveva essere ben peggio, perché proprio per ricavare spazio tanti vicoli erano coperti da altri pezzi di casa, non sempre si vedeva il cielo. Anche perché era più facile poi a scopo difensivo chiudere un archivolto. E case torri, e anche di queste ce n'erano veramente tante. Ogni consorteria poteva avere 2 o 3 case torri, a scopo difensivo purtroppo. Qui brevemente per farvi vedere come la loggia restasse un elemento fondamentale per l'architettura della consorteria e quindi della città. Questa è l'evoluzione presa sempre dal Poleggi di una consorteria, Grimaldi-Spinola, erano alleati, dal XII secolo al XIV secolo, vedete, ci sono tutti gli elementi della consorteria. C'è la chiesa gentilizia, c'è il fondaco, quindi per le merci, le torri, guardate quante torri, diventano da 3 a 5, e le varie case dei vari consorti. E la chiesa ovviamente era in comune. Quella che vedete evidenziata in rosso alla fine del XIV secolo è la loggia gentilizia. Ed era tanto importante che dagli atti dei magistrati, dei padri del comune, risultava che, perché questa zona era stata poi rimaneggiata per volere del comune, perché era vicina al porto, quindi avevano bisogno di ripulire un po' le strade e gli spazi, ogni tanto dovevano ingrandire qua e là. La nuova piazza, la piazza della consorteria, di uso comune, era aperta sulla strada pubblica, ma viene sopraelevata e si aggiungono i paramuri. Quello che vi dicevo prima, quando abbiamo visto la mappa tutta colorata, non solo gli edifici ovviamente erano privati, erano delle varie famiglie, ma il suolo, cioè la piazza in cui noi siamo abituati a passare, no? È di tutti, all'epoca non era proprio di tutti. Le piazzette erano sopraelevate di nuovo come le logge, con i gradini, c'erano dei paramuri, c'erano delle cancellate, delle catene che venivano chiuse. Diciamo che veniva dato anche le strade, i vicoli venivano date in uso al pubblico, ma volendo potevano essere chiuse. Nel caso di 2 consorterie rivali vicine, venivano prese delle paratie di legno, venivano chiusi i vicoli e da quei vicoli lì non si passava più. Se la consorteria era in guerra e nessuno poteva dire niente, il comune non poteva dire da questa strada ci dobbiamo passare. Questa era proprio una mentalità molto diversa. E guardate, gli atti dei magistrati si dice sarà aperta una nuova loggia per compensare i Grimaldi della perdita di una loggia ad uso privato. La loggia sarà ad uso perpetuo dei Grimaldi. Qui siamo alla fine del 1500, quindi insomma la loggia è sì una struttura del 1100-1200, ma guardate come era radicato per secoli, come rimane importante il suo uso soprattutto simbolico. Questo è uno dei contenziosi di cui vi accennavo prima, quindi nel 1619 troviamo ancora tante logge, quindi in realtà insomma durano nei secoli. È un contenzioso tra Niccolò Grimaldi e il comune per definire la proprietà della loggia. Cosa succede? Che il Grimaldi vuole chiudere la loggia, nel 1600 siamo già in chiusura, quasi tutte le logge vengono tamponate tra il 1500 e il 1600,
per i problemi di cui vi dicevo prima, soprattutto problemi di ordine pubblico. Cioè era difficile far capire questa loggia è privata, non ci entrare. Quindi il Grimaldi giustamente vuole chiuderla, la stanno chiudendo tutti, dice che problema c'è. I vicini dicono no, non la puoi chiudere, perché evidentemente erano loro che la usavano. La parte avversa sostiene la loggia è aperta a memoria d'uomo e quindi è di uso pubblico. Al che, e questo ci viene in grande aiuto proprio per capire come doveva essere anche strutturata una loggia, il Grimaldi porta delle prove scritte dicendo ma la loggia è sopraelevata con scalini e delimitata da paramuri, vi sono impiombati dei grossi concavi che reggevano queste cancellate per la chiusura e inoltre l'arma grimaldina è ben visibile sulla volta. E poi c'erano registrati anche i permessi che avevano dato ai venditori. Quindi lui elenca una serie di dettagli che evidentemente erano, come posso dire, indicavano ad uso corrente la natura privata della loggia, no? Ma ci sono i paramuri, si sa che quando ci sono i paramuri sono tutte private. E il povero Grimaldi scrive: con la chiusura verranno eliminate 1000 brutture, inconvenienti che per essere luogo separato ed oscuro 1000 volte sono seguiti. Vi anticipo che ce la fa, riesce a chiudere, vince il contenzioso e riesce a chiudere la loggia. Questa è Piazza San Matteo, la conosciamo tutti benissimo ed è forse quella che no, si avvicina di più anche per l'apertura poi che hanno fatto di uno dei loggiati. È, come posso dire, nell'immaginario quella che rimane proprio come consorteria medievale, quindi la chiesa gentilizia, la piazza con i gradini, quindi era d'uso privato, e tutte le varie case dei consorti con le logge che ora vediamo per lo più chiuse, che erano aperte invece, dei vari consorti. Questa è un'altra ricostruzione che abbiamo fatto con come dovevano essere usate le piazze, come adesso, insomma, anzi forse di più, per balli, feste, banchetti, venivano usati molto questi spazi esterni ma privati. Dovunque andiamo nei vicoli si vedono ancora tracce di questo uso particolare delle piazzette genovesi, che io personalmente, no, abituata a girarci, non avevo mai notato, ma in effetti perché ci sono le catene, perché sono rialzate, perché hanno i gradini, proprio per questo motivo erano, come posso dire, il cortile privato del palazzo. I grossi concavi che citava prima il Grimaldi per chiudere le cancellate. Questo era un video, ma non ha importanza. Questa è la loggia del contenzioso del Grimaldi. E ci avviamo alla fine e alla fine delle logge, poverine, perché insomma vi dicevo tra il 1500 e il 1600 vengono tutte tamponate. Quindi a volte si pensa, ma che bruttura abbiamo fatto in tempi recenti, in realtà è parte della storia il fatto che siano state tamponate. Venivano tamponate con materiali comunque pregiati, perché spesso la tamponatura restava vista, quindi nuovamente blocchi squadrati in pietra di promontorio, e soprattutto la tamponatura aveva permesso l'inserimento di tutti i bei portali che ora conosciamo. Questi sono alcuni esempi. Vengono tamponate perché cambia la società. Quindi anche qui l'evoluzione della società che si evolve, anzi la città che si evolve con l'evoluzione della società. Non si vuole più stare così a contatto con la strada. La differenza la distanza fra nobiltà e popolo si accentua. Tanto che vengono create delle terrazze, degli spazi interni, degli atri interni in cui sostare, in cui passare il tempo. Non si vuole più stare in strada e si vuole creare invece questo atrio trionfale con lo scalone, no? Tipico del gusto del Cinquecento, e quindi viene recuperato lo spazio all'interno delle logge. Questi sono alcuni esempi di inserimenti di portale, e quindi vi dicevo prima quel capitello con i leoni che abbiamo visto tutto scalpellato non è fatto recente, è fatto del 1500-1600. Venivano proprio scalpellati ovviamente i capitelli perché erano aggettanti rispetto al filo dell'edificio, per permettere di passare sopra poi l'intonaco e di rasare tutta la parte piana dell'edificio. Questo a sinistra con il San Giorgio che uccide il drago è personalmente il mio portale preferito.
Però insomma i portali sono sicuramente più noti rispetto alle logge, ma di solito vanno di pari passo, cioè dove c'era un portale, a parte via Garibaldi, che insomma è stata costruita ad hoc, 9 volte su 10 c'era una loggia. Quindi le logge vengono murate e cambia tutto l'uso dell'edificio. Cambiano gli edifici, soprattutto tra 1600 e 1700 c'è una crisi economica, Genova, insomma anche qui di nuovo come la società cambia l'architettura e l'urbanistica, si inizia a parlare di vera e propria speculazione edilizia, cioè i nobili lasciano la città, i proprietari delle case lasciano la città, iniziano a suddividere gli edifici in più piani, vengono inseriti più mezzanini. Se pensate che la luce di una loggia poteva essere di 8-10 metri, ovviamente dentro ci stavano 3 piani. E vengono affittati questi mini appartamenti, quindi una vera e propria sorta di speculazione edilizia anche contro dei regolamenti del comune, che serviva però banalmente a guadagnare, mentre i vecchi proprietari di casa spesso si spostano fuori dalle mura cittadine. E ovviamente i palazzi vengono anche sopraelevati. Facciamo un salto in avanti nel tempo, arriviamo agli inizi del Novecento, fra il 1905 e il 1930 iniziano le campagne di scrostamento. Oddio, iniziano e finiscono in realtà, perché poi con la guerra più o meno ci siamo fermati lì. Vedete, non proprio in gran sicurezza, ma c'è un revival per il Medioevo genovese, così come a Roma si cercava di tornare alla Roma imperiale, a Genova si torna al momento d'oro di Genova, che è stato il Medioevo. Sono più conosciuti forse ormai i Palazzi dei Rolli e via Garibaldi, ma quelli arrivano sul finale del Medioevo. In realtà Genova è stata dominatrice di mezza Europa e oltre, tra il 1200 e il 1200, la società medievale è quella che ha posto le basi, le ricchezze, poi per costruire i palazzi dei Rolli, ma lì iniziavamo già ad andare poi sul finire della ricchezza. Quindi si vuole riscoprire il Medioevo genovese, si scalpellano via gli intonaci, si riscoprono le strutture e immaginate quante abbiamo visto. Dunque, quando io ho iniziato il lavoro ho utilizzato la mappa di Morozzo della Rocca. Negli anni 70 c'erano circa 100 logge. Io con l'aggiornamento ne ho trovate un'altra cinquantina, questo ovviamente perché poi tra gli anni 80 e gli anni 90 si sono fatti altri lavori nel centro storico e dove scalpelli trovi una loggia fondamentalmente, quindi se ne sono trovate sempre di più. Mi sono poi divertita a leggere i bollettini municipali dell'epoca perché veramente descrivono in tono assolutamente glorioso queste strutture del Medioevo genovese. Se vi ricordate gli arconi di Vico della Neve che abbiamo visto prima, erano stati erroneamente scambiati nel 1920 per il Palazzo del Podestà, cioè si pensava che il nucleo originario del comune di Genova fossero quegli arconi lì proprio per la magnificenza di questi archi. In realtà quella era una loggia dell'imperiale che poi addirittura diventa una loggia di tipo commerciale, quindi ci venivano messe le merci. Però all'epoca nel 22 viene restaurata, viene scalpellato via l'intonaco, vengono riaperti quegli archi, anzi no, si progetta di riaprire quegli archi, questo è un progetto dell'architetto Terenzio, perché lì voleva essere messa la sede della Camera di Commercio, no? Nella loggia del Podestà. In realtà la guerra ferma gli avanzamenti dei lavori, il palazzo viene bombardato e la loggia proprio crolla sotto i bombardamenti, quindi quella che vedete oggi è ovviamente materiali originali, ma sono stati rimessi in piedi nel dopoguerra. Ma se avete possibilità leggete i bollettini municipali di quest'epoca perché danno veramente uno spaccato del Medioevo molto forte. Ecco, questa era la loggia che vedevamo prima, vedete sono stati messi più o meno in sicurezza. E quindi tra gli anni 20 e gli anni 30, grande produzione tra architetti e soprintendenti di disegni, di immagini, di raffigurazioni di come dovevano essere le logge riaperte. Quindi al di là ovviamente di una valenza artistica, abbiamo un gran patrimonio di disegni dell'epoca, erano tutte intenzioni progettuali.
Quindi loro volevano non solo scalpellarli via dall'intonaco, volevano proprio riaprirle, volevano che Genova tornasse in qualche modo medievale. E abbiamo ereditato alcune di quelle aperture, che purtroppo, come vedete, poi non se n'è fatto molto. Queste sono logge che hanno anche delle storie molto particolari, adesso non abbiamo tempo di approfondirle, però varrebbe la pena riutilizzarle in qualche modo sicuramente. Quindi niente, facendo ricapitolando brevemente, edifici con le logge, quindi costruiti proprio ad hoc per avere una loggia al pian terreno, vengono tamponate nel XV secolo, una sorta di speculazione edilizia, quindi senza regolamentazione niente, vengono sopraelevati, divisi, accorpati. Quanti edifici nel centro storico si entra da una scala e si esce da un'altra, dalla porta dietro, ci si perde dentro proprio perché vengono fusi e rifusi tra di loro. Nel XX secolo, all'inizio del Novecento, quindi si riscopre la parte medievale e in parte si riapre. Io qua concludo lasciandovi con una riflessione che è stata poi la riflessione che mi posso dire ha posto le basi della mia ricerca. Quando io feci questa tesi di laurea, uno dei docenti in commissione mi disse: vabbè, quindi che facciamo? Le riapriamo queste logge? Io in realtà non seppi proprio rispondere, si aspettavano che ovviamente da buon architetto dicessi sì, riapriamole tutte. Io rimasi un po' interdetta perché va bene, le riapriamo, ma punto primo si può. Dopo 5 secoli in cui la muratura ha portato un certo peso, vediamo se si può in tutti i casi, in alcuni casi insomma, perché ovviamente si passa a una struttura puntuale nuovamente e soprattutto le riapriamo ma poi le usiamo. Cosa ne facciamo? Perché quelle riaperte sono rimaste lì abbandonate a loro stesse. Vi lascio con una riflessione di Carlo Ceschi, che scrive nel 1970, questa è una raccolta di sue lezioni che faceva alla scuola di architettura. Il patrimonio storico e artistico non è più soltanto una sia pur gloriosa testimonianza del passato, una cosa da museo per intenderci, ma espressione di una cultura e di una sensibilità artistica sempre evolventesi, sempre vitale, in crescita continua e in peritura. Ciò ha portato a definire alcuni fondamentali principi che mi pare possano così riassumersi. Primo, la necessità di una più vasta e più profonda conoscenza del patrimonio monumentale, perché la conoscenza lo faccia sentire più spiritualmente nostro e pertanto degno di rispetto e amore. Secondo, la comprensione della funzione non soltanto culturale ed educativa, ma di fondamento per nuove realtà del patrimonio artistico. Terzo, la coscienza che tale patrimonio, pur costituendo la nostra maggiore ricchezza, non appartiene solo a noi, ma a tutto il mondo civile e a tutti gli uomini che lo costituiscono. Non è possibile conservare soltanto non toccando niente, ma dobbiamo intervenire sul monumento e sulla città monumento. Questa ha riassunto molto bene, credo, quello che insomma è un po' il mio pensiero e per questo io dico, prima di pensare a riaprirle e non riaprirle, intanto conosciamole, no? Per questo anche la mia ricerca ha fatto un passo indietro e siamo partiti dalla mappatura, ora stiamo facendo una mappatura dei materiali, quindi capire in che materiali erano state fatte, perché erano state fatte in quel modo, insomma, passin passino avvicinarci a un uso, perché è anche giusto sì parlarne, ma a un certo punto anche insomma, riportarle, no? Al presente. Io con questo ho concluso, vi lascio con l'immagine della scuola di scavi di Loggia Banchi, incrociamo le dita. E se volete approfondire, questo lavoro è stato riassunto in un volume, Le Logge Medievali di Genova, edito dalla Genova University Press, che si trova gratuitamente come PDF scaricabile sul sito della Genova University Press. Grazie. Grazie di questa lezione così interessante, anche così puntuale, concisa, ma ricca di spunti.
che ha guardato appunto al passato, ma affascinante perché parla molto del nostro presente e del cosa vuol dire vivere in questi luoghi meravigliosi, ma sempre anche sofferenti inevitabilmente, su cui tutti ci viviamo e tutti pensiamo ai loro possibili usi e vediamo naturalmente ogni giorno iniziative, no? Sia iniziative nobili, ma sia anche invece l'uso quotidiano o magari anche l'uso mal congegnato, per cui ci sono esempi virtuosi, esempi meno virtuosi, per cui una lezione che veramente ci ha portato attraverso i millenni, però molto anche radicata in questo presente, come del resto la nostra relatrice. Con cui mi devo appunto fare i nostri complimenti. Fra l'altro poi leggeremo magari una sintesi o magari se vuole approfondire una particolare loggia, perché poi noi pubblichiamo gli atti, per cui se invece l'argomento è troppo generale, quello che ci ha fatto oggi, cioè per farne un articolo, se vuole poi invece approfondire proprio una particolare loggia, metterci le foto. Bene Gaia, allora possiamo però aprire alle domande sia anche alle persone che eventualmente sono online, si sono collegati da remoto. C'è qualche domanda, qualche curiosità? Scusa. Sono delle domande? Domande? Tanto grazie perché le ho viste in giro, ma non così. Ho visto in giro queste logge, però non avevo notato che erano poi così tante. In effetti, non è che fossero in realtà poi degli uffici, cioè tipo banche oppure scambiatori, cambio, commercio generale, in gran parte, perché i genovesi vivevano di commercio navale, soprattutto magari quelle vicino al porto, non lo so. Quelle vicino al porto, sì, si attestavano più che altro in Piazza Banchi, Sì. però quella era proprio la sede, e Piazza Banchi era circondata tutta da loggiati. Erano tutte aperte? Sì, erano tutte aperte e sotto le logge c'erano proprio i banchetti su cui i notai, insomma, erogavano gli atti e erano comunque logge private che venivano per ordine del comune date proprio in uso ai notai per le loro attività, soprattutto quando pioveva, e anche perché in Piazza Banchi passavano le merci di scambio dal porto che andavano in su e quindi i banchetti venivano messi spesso sul lato della piazza. Per quanto riguarda le altre, in realtà era abbastanza raro, nel senso che erano proprio usate dalla famiglia per le loro cose, forse quelle vicino di nuovo alla cattedrale, cioè quei luoghi più strategici sì, avevano anche uso più pubblico. Le altre direi di no, più privato. Grazie. Visto la specificità di Genova, lei ha fatto vedere all'inizio l'esempio Bologna. Io conosco anche abbastanza bene Bologna, ma sembra più un sottoripa quello che c'è a Bologna. Simili invece a Genova, come utilizzo, nascita, eccetera, in Italia ce ne sono oppure Genova è un unicum anche dal punto di vista delle logge? Allora, sappiamo che c'erano, io non ho trovato studi approfonditi su altre città, soprattutto agli studi del Poleggi e del Morozzo si sa che era una struttura appunto derivata dal nord Europa, quindi si era espansa in tutto il nord Italia. Quelle di Bologna appunto erano più di uso pubblico, quindi per diciamo riparo dalla pioggia e per aumentare la superficie del solaio del primo piano. Così tante, con questo uso persistente nei secoli, no, Genova è un unicum. In questo Poleggi non si sbilancia più di tanto, ma si sbilancia invece nell'affermare che oggi Genova è l'unica città in tutta Europa ad avere così tanti resti di logge.
Quindi non sappiamo se a Bologna ce ne fossero a 200 come qua, ma sicuramente non si vedono più. Mentre Genova sì, e in questo Poleggi diceva, insomma, Genova dovrebbe puntare molto su questo patrimonio che rimane. Questo sì, però sicuramente era una società molto originale quella genovese, quello sì. Sì, 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 in tutto. Se posso una cosa, complimenti tanto per la presentazione, per il suo Grazie. lavoro, mi auguro che continui ad approfondire questo aspetto. Grazie. Forse mi è sfuggito, non ho sentito, nel Palazzo della Commenda sotto c'erano delle logge oppure no? Sì, 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 era Che tutto avevano aperto. la stessa funzione? No, quelle erano di nuovo di uso pubblico del comune. Ok. Perché sì, 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 quelle erano più per l'accoglienza, dalla parte del c'era tutta la parte del pellegrinaggio lì, c'era tutta la parte di accoglienza e anche lì di scambio, di commercio. Quindi quelle della Commenda erano tutte aperte, Però, e poi sono state aperte e richiuse, riaperte e richiuse. Sì, Quelle hanno c'era stato. subito tanti rimaneggiamenti, ma non erano di tipo privato come queste. E poi mi ricordo, io non sono un esperto, ma alcuni esempi. A Padova, per esempio, ci sono molti porticati. Sì, sì, sì. Bressanone, per esempio. Sì, sì, ma i Però porticati hanno funzioni diverse. sì, i porticati di passaggio sono molto comuni, cioè tutto nel nord Italia ne ha, ma così particolari, privati, con i cancellate, con i gradini, con i paramuri, a Genova si trovavano, sì, sì. Bene, grazie. Grazie a voi. Un'ulteriore mia curiosità che l'ho vista Certo. girando. Ad esempio lei fa vedere proprio una loggia con una porta, gli manca la finestrina sopra, dove di solito poteva vivere Sì. l'artigiano locale. Ma non è di origine addirittura romana la cosa, perché molto spesso, soprattutto Austria antica, in certe zone, sono rimaste tracce diciamo, con un primo piano dove c'era, diciamo, lo scagno oppure la produzione, e sopra ci viveva la famiglia. Ma quelle erano più di tipo popolare. Molto diverso. Sì, no, in realtà qua la finestrella, non so esattamente a quale si riferisce, i casi sono due. Nel Sì. fondo a via San Lorenzo, ad esempio, c'è quell'edificio che blocca la visione del mare. Ci sono tutte le logge con sotto la porta e sopra una finestra. È compreso nella loggia, però. Sotto la loggia, ma quella è già una suddivisione cinquecentesca. Ah, già fatta. Sì, sì, sì. C'era una loggia aperta che poi è stata divisa. Sì, in epoca medievale non poteva esserci una finestrella perché era tutto aperto proprio sotto. Sì. Erano sopra le finestrelle che era il mezzanino, che però era il locale di servitù della famiglia. Oppure la famiglia stessa. Sì, sì, sì. E vi ricordo che mercoledì nel Salone del Minor Consiglio ci sarà una tavola rotonda sulla transizione ecologica, che è un seminario permanente che la nostra Accademia ha organizzato e che continuerà anche l'anno prossimo, però è importante questa tavola rotonda nel Salone del Minor Consiglio, dove interverranno anche le autorità, il prefetto, il sindaco e poi degli studiosi che parleranno di questi problemi che ci stanno tutti a cuore. Ecco, poi invece volevo solo chiedere ancora una cosa. Lei ha mostrato la fotografia di Piazza San Matteo. Io pensavo che l'edificio proprio di rimpetto alla chiesa fosse in realtà un edificio ottocentesco, invece lei l'ha citato come un edificio da loggia. Non è un edificio moderno fatto in stile pseudo-medievale, come mi sembrava che qualcuno me l'avesse detto, proprio quello davanti, no? Dove ci sono i gradini, dove adesso c'è una galleria d'arte, un bar al piano terra. È un edificio. Si è aperto un dibattito. Capito, proprio quello, il grande edificio davanti alla chiesa. Direi che sono tutti medievali. Comunque lasciate rispondere alla nostra conferenziera. No, che io sappia, erano tutti medievali. Allora, cosa ci può dire Gaia Leandri su Piazza San Matteo? Allora, Piazza San Matteo è tutta una piazza medievale. Sì. La chiesa? Scusi, per favore, edifici, sì. lasciate...
Ah, questa è... Allora. Erano tutti edifici medievali che poi sono stati alcuni pesantemente rimaneggiati, soprattutto poi negli anni del dopoguerra, diciamo. Però no, edifici costruito nell'800 direi di no. No, beh. no. E invece forse lei ha già risposto, si vedono a Genova queste logge al primo piano, per esempio di fianco a San Siro, scendendo da San Siro, o in diversi modi c'è una loggia al piano superiore, un loggiato con archi e così via. Mi pare che lei abbia già un po' risposto a questo. Sì, lei questo non ha preso in considerazione, perché la tipica loggia sarebbe quella sulla strada. Sì, però noi esiste parliamo... tutta una Sì, casistica sì. di logge ai piani superiori, no? Ecco, che hanno varie funzioni sicuramente, no? E sono state chiuse spesso anche quelle, no? Sì. Ecco, ci vuol dire qualcosa su queste logge al primo piano? Potete, scusate, potete rimandare la discussione a dopo? Ecco, rimandate la discussione. Per favore. No. Allora, scusate, adesso ultima domanda sulle logge ai piani superiori che sono state chiuse e così via e la loro casistica. Sì, quelle si parla di loggiati di affaccio dell'edificio, spesso c'erano trifore, bifore aperte ovviamente, più raramente un vero e proprio loggiato che si trovava magari invece all'ultimo piano dell'edificio, in piazza San Matteo ad esempio ce n'è uno, però ecco, io non mi sono occupata di quelli perché quelli erano parte di affaccio, insomma come potremmo avere oggi noi, no? Il balcone, era proprio l'affaccio sulla strada di un ambiente interno. Noi ci siamo occupati solo dei portici al piano strada, che era la vera e propria loggia nobiliare di rappresentanza. Va bene, allora... ecco, sì, sentiamo. Sì, sì, assolutamente. A Chiavari ci sono tantissimi esempi di logge, sia pubblici ma anche logge private. Sì, si è diffusa in tutta la Liguria. Grazie dunque a Gaia Leandri, molti auguri per i suoi studi e grazie per le cose che ci ha insegnato oggi, no, in maniera così simpatica e anche precisa e stimolante. Grazie. E appunto ci vediamo mercoledì e poi lunedì prossimo ci sarà l'ultima conferenza dell'anno su Plinio il Vecchio. Questo è lunedì, esattamente fra una settimana, che è l'ultima conferenza. Buona serata.